figa. Qua siamo proprio al centro, eccolo qua il parchetto, siamo partiti fiduciosi. Poreto, guardate che roba, madonna, imponente. San Martino e San Martino, noi siamo a 40 ma va bene lo stesso. Passo rolle ragazzi, è passo rolle e vi posso parlare direttamente. Vedete questa roccia rossa così? Quanto bella è? Belle. Ma guarda che impatto. Cioè già questo è il cinema. Ok, che bella, Indian, è americana. È pronto da mangiare. E voilà, è arrivato il cibo. Ma che bene che ci troviamo con l'Escape, è una moto bellissima l'Escape. Da fare a piedi. Buongiorno a tutti ragazzi, aspetta che salutiamo. Stiamo andando a Passo Rolle. Oggi è domenica 15 giugno 2025. Per chi non ci conoscesse, siamo Emiliano e Giulia, che è qua con me, a bordo della nostra Escape 650, acquistata ad aprile del 2022. Stiamo navigando col navigatore di Google tramite l'app Motofun in mirroring col telefono. Qua siamo alla Moon. Guardate che bella la cascata. E questo è il punto che mi piace di più. Quando si arriva qua c'è un torrente e questa è la strada che porta a Fiera di Primiero. Sempre un grande impatto. Vedete? Cosa ho premuto qua? Mucchete. Che relax. Oggi non mi sento in posizione d'attacco per adesso. E che bello sto paesino qua. Ma pensa abitare qua. Ti svegli con papà delle montagne. Che 2 anni fa ci siamo trovati con gli amici. Siamo partiti da questo benzinaio simpatico. Non so se ho fatto tempo ad accendere. Transacqua, Primiero, San Martino di Castrozza. Qui una rotonda e 2 curve, siamo a Fiera di Primiero. Qua siamo proprio al centro. Ora giriamo a sinistra come di consueto e qua c'è un piccolo parco. Eccolo qua il parchetto, centro città, ruscello che passa sotto, la Quiete. Ecco, diciamo che prima di partire non ci siamo informati, ma che bello qua, su chiusure eventuali. Siamo partiti fiduciosi, facendo perché c'è una coda allucinante e non capiamo cosa sia successo. Siamo stati fermi per un quarto d'ora perché c'era una curva con dei 2 camper e non riuscivamo a passare, e a un certo punto ho preso coraggio e ho detto andiamo pian pianello. Poreto. Mamma mia, che problema sono purtroppo pullman e camper, che stare col caldo e il casco sotto il sole si fa una certa fatica. Qua non so perché è tutto fermo. Spettacolo. Qua accendo un attimino perché è bello questo punto. Da qua si inizia. Asfalto bellissimo, fresco, sempre fresco. Escape 650, freni Brembo, davanti e dietro centralina Bosch, motore indefinito da 60 cavalli 61, gomme senza camera d'aria, forcella davanti Marzocchi, dietro Caiaba, dato per fare un po' un recap, navigatore satellitare incorporato o quasi tramite mirror del telefono o navigatore proprietario dell'app Motofun, con cui non mi sono trovato benissimo, forse perché non ero abituato. Questa è la strada che porta a San Martino di Castrozza e poi un'altra strada divertente è quella che porta a Passo Rolle. Qua proprio
per chi vuole chiudere la gomma è un must. Qui accendo un attimo perché merita. Qui c'è proprio un asfalto ruvido, guardate che roba. Non stiamo correndo, stiamo scorrendo, che è quello divertente. Dondolarsi tra le curve con queste gomme TKC 70. Favolose. Anche qua guarda che curve, mamma mia, bello bello. Quella è la Tognola, indice che siamo arrivati a San Martino, pianto che porta poi sulle piste, bellissime, grandi, spaziose, ce ne sono di tutti i tipi. E qua fra pochi secondi arriviamo, escape in terza è meglio, arriviamo al centro di San Martino. Già qua si inizia a capire la situazione. Guardate che roba. Madonna, imponente. E Giulia giustamente mi dice stai attento che è rosso perché guardo i monti, poi vado a finire sull'hotel Europa. Qua con i miei venivamo spesso da piccolo e quindi è sempre un bel ricordo. E venivo qua in questo, no, non è Hotel Madonna mi pare si chiamasse, non era questo, un po' più avanti. Hotel Margherita che è proprio al centro del paese, e Hotel San Martino che è in curva prima che inizi il passo. Questi sono i 3 alberghi che abbiamo fatto. Una volta Stoner come nel video dell'altra volta, guarda con motociclisti, bello il centro. Madonna, no, era quello prima. San Martino e San Martino. Ma più avanti c'è una pista di pattinaggio che di solito allestiscono d'inverno. Guarda che bello qua. San Martino di Castrozza, spettacolare, che emozione. Da queste parti qua c'è una scuola di sci mi pare, Passorolle, andiamo dritti super di qua. Tanta roba San Martino. Ok. Hotel San Martino qua. Ma che bello che è. Poi stacco e riprendo più avanti, dove c'è la vista delle montagne. Del San Martino. Ok, qua hanno messo il limite di 60, vedi? 60, noi siamo a 40, ma va bene lo stesso. Bellissimo sto passo. Adesso mi fermo un attimo e microfono da Giulia. Facciamo
la sincronizzazione. Sei pronto tesoro? No, amore, adesso mangiamo così ti riprendi. No, ma non ho tanto fame. Uissa. Ok, senza spegnere e riaccendere, folle. Diamo potenza ai motori. Senti il rombo, senti. Allora, aspetta che ci mettiamo lì. Siamo in leggera pendenza verso l'alto, in salita. Va bene amore, monta pure. Vai. Ok. Pronta? Sì. Andiamo a fare questo passo. Di 1, 2, 3 prova tesoro, vediamo se funzionano i microfoni. 1, 2, 3, prova. Speriamo bene perché non ho riscontro. Giulia ha messo il ceroto sull'ombelico che dice che non le fa meno male le curve. Questa è la prima volta che facciamo un passo rolle con la Ista. Non so cosa verrà fuori. Non so se la batteria durerà della Osmo, che è della Action anche sul casco. Cose tecniche, guardate che bello. Qua ci sono montagne grigie, rosse, verdi, di tutti i tipi. Ancora 30. E in che senso sono le 30 amore? Limite 30. 30 all'ora? Ah, che fanno il picnic. Belli. Fine cantiere. Aspetta che li facciamo passare poretti, se no ci roviniamo il passo, Fantuini, a gara zoom. Non so se ho caldo o freddo. Tu amore, come se... Hai caldo o freddo? No, freddo. Hai freddo? Io sto sudando freddo, ma non capisco perché ho tutto il sudore appiccicaticcio addosso. Passo rolle ragazzi, è passo rolle. Che bello. Dondolamento. Compasso. Adesso un po' più fresco, si respira la natura.
Qua sono l'ultimo che può dare consigli, però una cosa che mi ha salvato spesso, lo salutiamo, quando arrivo lungo in una curva uso il freno dietro, perché è come se ci fosse qualcuno con il cavo che ci tira. Ah, che bello, c'è la Insta e vi posso parlare direttamente, me l'ho dimenticato. Vedete questa roccia rossa così? Molto bella, è. Qua tutto prende colore perché è domenica, è festa, già il fatto di non essere al lavoro. È vero, Giulia? Adesso parla Giulia che ha il microfono. No, Ah, amore, non vuoi dire niente? no, Va bene. Non stai male, vero? no, Hai fame? Forse? no. No, niente, va bene. Belle. Potrebbe Belli far prati. passare. Mannaggia. Speriamo anche noi, ci mettiamo in coda. Vediamo cosa riusciamo a fare. Sì, ciao. Wow. Madonna, guarda che impatto. Hai visto, amore? Un televisore. Sì. Credo che da nostre parti esistono quella cinema sulla roccia. Sì? Bisogna Com'è? trovarlo. Sì. Cioè, già questo è il cinema. Cinema puro. Non me la ricordavo questa proprio. A volte troppo presi da fare le curve. Aspetta, vediamo se riusciamo a passare lo zio. Poreto, non ha colpa, ma... Madonna, guarda che roba. Spettacolo per gli occhi. Ma chiude. L'asfalto sempre bello che gratta. Questo rumore che sentite dovrebbe essere lo specchietto di destra. Penso che non ci sia bisogno di commenti. E siamo arrivati al centro di Passorolle. Qua tutti gli impianti, d'inverno ci sia. E a destra, guardava malissimo, qua a destra c'è questo baretto. Quindi noi ci fermiamo qua, amore, vuoi che andiamo più sotto? Fermiamo qua. Aspetta, vediamo se magari ci mettiamo qui in discesa. Aspetta, non ci ribaltiamo. Ok, scendi pure.
Ah, Hotel Venezia, abbiamo visto chiuso l'altra Sono volta. messo malissimo, però aspetta. Ok. Che bella, Indian, è americana. Questi tutti tedeschi. Eh sì. Tedeschi. Bello, là ci sono tutte le piste, amore, là dietro, vedi dove c'è l'impianto. Vai là, scendi, è bellissimo qua. Sai, non dice una parola tu. Amore santo. Amore, guarda anche là che bello che è. Là in alto. Eh sì. Là. Spettacolo. Va bene. Allora qua vedo un po' di panchine al sole però. Vediamo se c'è qualcosa dentro. Se no scendiamo sotto. C'è un bistrò dove siamo andati l'altra volta. È finita la suoneria, no? Praticamente c'è il cucù che suonava, allora noi siamo qua e Giulia, lì c'è l'Escape, si intravede all'interno del locale, l'avete visto prima. Qua facciamo un rapido percorso, è pronto da mangiare e voilà, è arrivato il cibo. Siamo contenti? Insomma. 1, 2, 3, prova. E si riprende dopo la mangiata. Adesso c'è più fresco. Le visioni davano pioggia in pomeriggio. Ah sì? Tardo pomeriggio sera. Adesso c'è un po' di freschetto. Alla malparata mettiamo gli impermeabili. Ho impostato il navigatore per andare a Predazzo, salire per il passo Moena, passo San Pellegrino